Due fatti di cronaca, due lutti che hanno colpito il mondo venatorio, in entrambi i casi con vicende legate ad un cervo. E oggi il caso ha voluto che si parlasse proprio di caccia in provincia, ma con il pensiero rivolto all'86enne morto a Selva di Cadore dopo essersi addentrato nel bosco alla ricerca di un cervo ferito, e al 75enne scivolato per 30 metri in Valfontane, in comune di Borgo Valbelluna, cercando di recuperare il cervo che aveva abbattuto. Quello che spiace è che di fatto manchi a volte il rispetto verso il lato umano, quindi alcuni commenti che sono apparsi sui social, ahimè, non sono rispettosi verso il lutto che ha colpito una comunità, una famiglia, e quindi un passo indietro dovremmo farlo a volte proprio per preservare l'umanità. L'occasione odierna era legata alle convenzioni che regolano i rapporti tra la Regione Veneto e la provincia riguardanti il corpo di polizia provinciale, l'autonomia amministrativa in materia di caccia e pesca e l'inaugurazione dei nuovi uffici appena restaurati. Quello che secondo me non è cambiato è lo spirito con cui una volta, almeno quando sono arrivato qua io, si è capito che la fauna selvatica costituiva un grande patrimonio per il nostro territorio che andava valorizzato, non più come facevano i nostri nonni solo come risorsa alimentare, ma come prodotto del territorio. Cambia che di fatto abbiamo una completa gestione ed autonomia per quanto riguarda i settori caccia e pesca, quindi di fatto non solo la polizia provinciale ma anche gli uffici veri e propri, quindi il personale che prima era in avvallimento adesso è in distacco, è molto importante per noi proprio per avere una completa funzionalità. Infatti, grazie a maggiori risorse dalla Regione, la Polizia Provinciale aumenta gli effettivi che passeranno da 15 a 27. Più agenti vuol dire maggiore attenzione al territorio, vuol dire, come dire, un DNA che ci insegna ad essere sul territorio per la vigilanza, prima di tutto come prevenzione e poi quando non c'è la possibilità di attivare la prevenzione in modo repressivo, ma sicuramente un'attenzione al territorio fragile nella sua essenza ma forte nell'idea degli uomini che frequentano le montagne bellunesi.